Allora Giulia, hai provato l'ebbrezza del gol nel giorno del tuo compleanno, è il primo in assoluto per te. Sì, è stato il mio primo gol, ovviamente, probabilmente anche per il ruolo insomma, che ho. E tra primo e secondo tempo Valentina Dal Pozzolo scherzando dice al mister posso far battere il rigore a Ciucchi, cioè possiamo far battere il rigore a Ciucchi se prendiamo rigore, il mister fa se le tue compagne sono d'accordo, tutte quante sì, ovviamente non gli sembrava vero, Nata mi ha detto ci penso io e così è stato, ci hanno provato in tutti i modi, sono state molto gentili. È un'emozione particolare, strana, non l'ho mai provata, però lo lascio fare insomma che io adesso ho questo ruolo perché mi mette un po' ansia, devo dire. Comunque, dopo magari prenderne tanti nella tua carriera e farne uno almeno, hai provato anche questo, insomma. Sì, esatto, una piccola soddisfazione anche per me, visto che il nostro ruolo è un po' ingrato. E prendi sempre tanti gol o comunque se non sono tanti ne prendi per forza di cose, insomma. E sei sempre lì. E sei sempre lì, insomma, a dover difendere questa porta, mai una soddisfazione, diciamo, concreta, perché poi fondamentalmente una parata non è una soddisfazione concreta, perché è sempre un riconoscimento fin là. Quindi, Magari per il insomma, pubblico sì, vero? sì, magari per il pubblico sicuramente sì, ma poi rimane sempre in ricordo, no, i gol, questo ha segnato, è difficile ricordarsi magari, ah, Giulia ha fatto una parata piuttosto che un'altra. Quindi sì, dai, è carino, è stato molto bello. Ci vuoi dire qualcosa sulle tue compagne, sulla stagione, magari a parte il rammarico, ok, di come è andata a finire, ma comunque un gruppo stupendo di ragazze davvero unite. Sì, il rammarico lo lasciamo da parte, ormai purtroppo è andata così e faccio i complimenti a Sassuolo insomma, per questa promozione. E per la mia squadra cosa posso dire? Sono un gruppo fantastico, sono orgogliosa di far parte di questa squadra, di questa società. Ringrazio tutti per la stagione, appunto dalla prima giocatrice all'ultima insomma, dai componenti e dallo staff, ecco. Perché insomma, è bello giocare qui. Allora, mister, 7-0 oggi il risultato finale, ha segnato anche Giulia Reginato nel giorno del suo compleanno, Sì. non potevi chiedere oltre alla prestazione ottima che hanno fatto, insomma, oggi. Sì, abbiamo concluso bene un campionato iniziato 10 mesi or sono, quindi i ragazzi hanno portato avanti un discorso fin dall'inizio nel quale noi dovevamo crederci tutte le partite. Oggi hanno comunque dimostrato di esserci dall'inizio alla fine, quindi niente, un plauso a loro, sono state brave comunque a tenere anche la testa, che non è facile dentro la partita dall'inizio alla fine, e quindi niente, posso dire solo grazie, ne ringrazio personalmente e concludiamo così la stagione. Rimane solo quel rammarico finale in questo finale di stagione, ma comunque il Vittorio Veneto ha fatto un campionato strepitoso lo stesso. Sì, facendo un attimo un bilancio, insomma, possiamo dire che il Sassuolo che ha vinto il campionato non ci è stato superiore in entrambi gli scontri che abbiamo avuto in casa, siamo riusciti a portare via 3 punti, al ritorno abbiamo fatto credo una delle migliori partite dal punto di vista della tenacia, siamo riusciti a pareggiare in 10, quindi onore al Sassuolo che è riuscita comunque a vincere il campionato. Noi comunque usciamo in questi 2 scontri imbattuti, però sappiamo benissimo che i campionati si vincono non magari con le dirette squadre così impegnate per la corsa al titolo, quindi noi dobbiamo un attimo guardarci dentro. Ripeto, le ragazze comunque hanno fatto un grossissimo campionato, mancava quel soffio sulla candelina che non siamo riusciti a fare. In vista, magari, ovviamente è prematuro, ma nella prossima stagione con il campionato con tantissime retrocessioni ci sarà da lottare dal primo minuto al 90° di ogni partita perché tipo ci si potrà trovare anche metti al caso al quarto posto e potrà succedere che ci sia una retrocessione piuttosto che una promozione, insomma. Sì, il prossimo anno ci sarà un attimo una riforma dei campionati, quindi io credo che un Vittorio meriti comunque pienamente la categoria, quindi credo che il Vittorio si stia anche attrezzando per far sì che questo sogno svanito solo alla fine, insomma, possa diventare realtà. È chiaro che il prossimo anno sarà un campionato ancora più competitivo e quindi per star dentro certi parametri dovremo avere comunque una squadra competitiva come abbiamo avuto quest'anno. Grazie, mister. Prego, arrivederci, ringrazio tutti. Allora, mister, una cosa è certa, il pescare è salvo.
Sì, è un sogno che si realizza. Scusate un po' la voce spezzata, ma l'emozione è stata fortissima. Abbiamo giocato con, diciamo, fisicamente sul campo, ma con un orecchio verso Gordice, diciamo. Diciamo che questo Pescara nel girone di ritorno, come dicevamo nella partita di recupero di febbraio, ha fatto una cavalcata molto diversa rispetto al girone d'andata. Sì, sì, le ragazze sono state molto brave, sono maturate insomma, dal punto di vista soprattutto mentale e hanno fatto diciamo, un'esperienza in in questa categoria e hanno lavorato veramente tanto. E io non posso fare altro che ringraziarle perché hanno facilitato in maniera incredibile il mio lavoro perché si sono messe a disposizione e hanno lottato veramente tanto e lavorato veramente tanto per ottenere questo splendido risultato. L'altra cosa certa è che il Pescara tornerà qui anche a Vittorio Veneto la prossima stagione. Speriamo, vediamo un po'. A parte che non abbiamo ovviamente la certezza di gironi ancora, però in teoria. Sì, avremo molto piacere di venire, di tornare a Vittorio Veneto. Grazie mister, allora in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie a voi, un grande in bocca al lupo anche al Vittorio Veneto. Arrivederci all'anno prossimo. Siamo con il direttore generale Giovanni Bolzan. Giovanni, rimane sempre questo argomento, questo bilancio finale di fine stagione in questa annata che comunque è stata splendida. Sicuramente, ne parlavamo tempo addietro con il mister e lo staff, questo campionato si sarebbe concluso con la vittoria e con la sconfitta per un punto, 2 punti, 3 punti, quindi questo non toglie assolutamente niente alla straordinarietà e l'eccezionalità di questo campionato. Ci siamo trovati sul cammino una squadra forte, alla pari nostra. Io mi ricordo che alla quinta di andata con il mister avevamo detto, mister, qui dopo aver visto il Sassuolo sconfitto comunque da noi, avevo detto queste le vinceranno tutte, bisogna fare un miracolo. E il dato è stato fatto, hanno praticamente dopo quella partita vinto 20 partite e un pareggio con noi, quindi merito anche sicuramente al Sassuolo che insomma si è dimostrata una corazzata e tanto merito a questa squadra e a questo gruppo di lavoro perché se l'è giocata comunque fino in fondo con una corazzata creata per vincere il campionato. Un'anticipazione magari sulla prossima stagione, c'è qualcosa in ballo? Ci dica lei. No, assolutamente. Adesso concentriamoci su questo finale di stagione splendido. Avremo sicuramente da staccare la spina un po' tutti e poi abbiamo un top player che è il nostro direttore sportivo Marco Partata che saprà bene cosa fare per rinforzare eventualmente se ce n'è bisogno questa squadra. Per quanto riguarda il Vittorio Veneto, come società c'è ancora da affrontare per quanto riguarda il settore giovanile il torneo Rose di Maggio che organizzerà qui il Vittorio Veneto, non partecipando con le squadre comunque, magari 2 parole su questo torneo. Ma io al di là del discorso del torneo sicuramente, ma vorrei fare un ulteriore applauso a questa società che con sacrifici enormi riesce a competere e a stare a livello di corazzate come abbiamo detto quella del Sassuolo. Il Sassuolo femminile ha ottenuto il risultato che ha ottenuto anche perché dal punto di vista economico sono entrate risorse non indifferenti. Il Vittorio Veneto invece con l'organizzazione, con la bravura dello staff e la volontarietà di tutti i suoi interpreti sta raggiungendo risultati che che sanno del miracoloso, quindi plauso totale a tutti i componenti dal primo all'ultimo di questa società meravigliosa, perché arrivare a competere con le prime della classe con risorse economiche notevolmente superiori alle nostre è tanto di cappello. C'è questa grande, come mi accennavi te, questa grande opportunità del bellissimo torneo Rosa di Maggio che più di anticipare qualcosa nel proseguio nei nostri canali
tematici, te compreso, ci saranno un po' cioè ci sarà proprio una presentazione adeguata, perché è un evento che raggrupperà diversi fini sociali oltre che a quello puramente sportivo. Grazie allora Giovanni, ci troviamo sicuramente più avanti e anche per la prossima stagione. Grazie a voi e buona estate a questo punto.